Rintocchi che ogni trevigiano riconosce subito, perché non c'è famiglia che non sia stata coinvolta nel bombardamento del 7 aprile 1944. E da 81 anni a questa parte la città si è fermata nel rispetto per le vittime di quei 7 minuti di inferno, come ha ricordato il sindaco Mario Conte. 159 aerei da guerra, 2000 bombe, 1600 morti, di cui 138 bambini. 10 in più rispetto a quelli ricordati finora, grazie agli approfondimenti fatti quest'anno da studiosi appassionati. E questi nomi verranno integrati nella chiesetta della Madonnetta a partire dal prossimo anno. Ricercare per mantenere viva una memoria che il tempo tende a sbiadire e non dimenticare questa tragedia di ieri per essere promotori di pace oggi. Questo è stato l'appello del Vescovo nella celebrazione che quest'anno si è svolta nella palestra della Chiesa Votiva. È un dono di grazia che noi siamo ancora qui, che la memoria sia viva, che non ci rassegniamo all'oblio. Abbiamo però anche la grazia di sentire come nostre anche le sofferenze portate dalle tenebre delle guerre di oggi. La pace va costruita con strumenti di pace. Il ricordo di questa tragedia quindi da tramandare tra generazioni come strumento di pace. Ecco perché anche quest'anno in Piazza dei Signori, dopo la cerimonia ufficiale ai piedi dello scalone dei 300, i pronipoti dei sopravvissuti al bombardamento hanno letto alcune testimonianze e eseguito alcuni brani. Siamo lieti di esserci come Scuola Coletti, anche perché il quartiere di San Liberale è nato per ospitare le persone che avevano perso la casa nel bombardamento.